un momento molto importante, due momenti molto importanti che sono nati in questo convento. Io parto dal più giovane, che è il coro Antares, 30 anni di vita per questo coro che prese vita già molto lontano nel tempo, quando ancora qui c'era Padre Benedetto e quando Maria Rita Mori, che era il maestro piccola, iniziava ad apprendere da lui i primi rudimenti all'organo. E poi il coro piano piano è cresciuto, si è strutturato, si è fortificato, fino ad essere quello che voi ora avete ascoltato, il coro Antares, 30 anni. Rita, 30 anni. 30 anni sì, sarebbero anche un po' di più di 30 anni, perché ufficialmente abbiamo messo il nome tutto 30 anni fa, però diciamo che qui il coro da quando io ero ragazzina c'è sempre stato. Poi abbiamo ufficializzato la cosa e quindi è diventato gruppo vocale strumentale Antares. È stato un bel gruppo. Sì, siamo cresciuti nel tempo, alcuni sono andati via per problemi familiari, per cambio di vita, però adesso siamo circa una quarantina di persone, sì. Il posto ci vuole tutto qua. Ci vuole tutto, poi oggi c'era anche qualche assente perché qualche virus, poi gli strumentisti erano impegnati per altre cose, perché altrimenti ci sono, oltre io che suono l'organo e dirigo, ci sono 2 flauti, una tastiera, chitarra elettrica, insomma è un bel gruppo abbastanza sostanzioso. Ecco, un modo per stare insieme, vivere una comunità. Certo, io ho voluto fortemente che il coro diventasse, prima che un coro, un gruppo di amici. È stato un po' difficoltoso, un po' perché ho dovuto smussare io qualche parte del mio carattere, però piano piano siamo riusciti, anche con l'aiuto di Padre Lorenzo, a unirci molto, quindi riusciamo a ritagliarci dei tempi insieme oltre le prove e oltre la messa, per cui ci si vede fuori, facciamo delle mangiate, delle gite insieme, e questo è una cosa secondo me molto importante, perché prima ci deve essere l'unione delle persone a livello di vita e poi il canto viene da solo, ecco, credo anche la musica, il canto che unisce, no? Alla fine della serata delle prove si sta meglio. Si sta meglio, sì, perché dicono, non lo dico io, ma fonti ufficiali, che fa bene per l'anima, come ho già detto prima, ma fa bene anche per il corpo, perché la respirazione e l'utilizzo del diaframma, eccetera, quindi la circolazione del sangue, quindi è tonificante anche per il fisico. Infatti generalmente, se non li ho sgridati troppo, quando escono sono anche allegri, tranquilli e sereni, certo. Bene Rita, allora tanti cari auguri. Grazie. Giovanissimi comunque, perché 30 anni, sia nella maturità. Sì, il coro è formato da persone di età diversa e secondo me è una cosa importante, perché si amalgano bene persone più giovani con persone un po' più di età, e si fondono insieme anche le esperienze della vita, il che non guasta, è una cosa importante. Allora insieme presentiamo la signora Marina Rivarola, che è, diciamo, oltre che una grande amica, perché ci conosciamo da bambine, da quando abbiamo cominciato a frequentare il convento qui, lei è la nostra più anziana come servizio corista del gruppo. Corista. Sì. Lettrice anche, presentatrice dei concerti del nostro gruppo vocale Antares, strumentale Antares. Avevo 8 anni quando ho messo piede qui dentro. Non dico l'età che ho adesso, ma sono tanti anni, è la mia seconda casa e loro la mia seconda famiglia. È contenta di tutto questo? Certo, come al solito riesco sempre a piangere, a commuovermi, ma l'emozione è sempre grandissima, di condivisione, proprio di amicizia, di amore tra tutti noi.
Insomma, da 8 anni perciò ha sentito sempre e visto soprattutto crescere questo gruppo. Sì, abbiamo visto gente che se n'è andata, gente che è arrivata, però direi che in questi ultimi anni, forse con la vecchiaia, siamo state proprio accoglienti nel vero senso della parola, di ogni età, dai più piccoli, come oggi che hanno letto, ai più anziani, con la pazienza. E abbiamo visto che insomma il coro è formato dai piccoli e meno piccoli, più grandi e quasi anziani. Esatto, diciamo che i piccoli sono un po' i figli. I nostri figli, i miei sono diventati grandi e ora ci sono i piccoli dei giovani che vanno avanti e speriamo continueranno in questa nostra avventura. Bene, allora auguri di trovare, motivare qualche piccolina di 8 anni come era lei per dar continuità al gruppo. Certo che sì, non per niente sono insegnante, mi piace anche continuare questa vocazione e infondere valori, ecco, i valori di oggi che non si perdano, soprattutto in questi gruppi dove si condivide veramente tanto, gioie e dolori. Radio Aldebaran, 40 anni, una grande palestra, una scuola di vita, un ambiente dove chi ha lavorato si è arricchito di molte conoscenze e competenze che poi gli hanno dato la possibilità di fare della radio, del giornalismo, il proprio mestiere nella vita. E tutte le volte che uno dei ragazzi o delle ragazze mi venivano a dire, o andavano da padre Lorenzo dicendo ho avuto una richiesta da una radio più blasonata, beh, noi eravamo un po' tristi perché perdevamo un elemento molto importante, ma dall'altra parte eravamo anche molto felici perché vuol dire che il lavoro che avevamo fatto era stato un lavoro molto, molto proficuo. Beh, un saluto e una presenza sono doverosi, 40 anni non sono pochi, visto anche quello che succede in Italia sulle radio locali. Ci fa molto piacere che molti volti, quasi tutti praticamente, si trovano qua in questa domenica. Io nel mio piccolo 19 anni li ho passati all'interno di questa radio, molti ne hanno passati anche qualcuno di più, altri li stanno vivendo e stanno continuando a far sempre più viva una radio locale che ha una storia, ma speriamo che giustamente abbia un grande futuro. Joel, una voce nuova per Radio Aldebaran. Però sono già 7-8 anni. Sono già tanti. Sì, cominciano ad essere tanti, però io sono l'ultima ruota del carro, sono il tappabuchi della radio, sì, sono il tappabuchi. Quando ti sentiamo? Lunedì mattina sempre, poi io come ti ho detto faccio il tappabuchi d'estate, mi sentite molto, e poi insomma se c'è da tappare dei buchi io ci sono sempre, quasi. Ma ti diverti di più in TV o in radio? No, io mi diverto sempre, perché io sono sempre col sorriso, sì, di solito, ultimamente poco. Ultimamente poco, parlando di calcio. Sì, per il calcio è andata un po' maluccio, ma ci risolleveremo. Ecco. No, tranquillo, il presidente l'ho sentito molto caldo. E vabbè, il presidente è sempre caldo. Allora, gli auguri a Radio Aldebaran. 40 anni non è facile, con i tempi che corrono e insomma speriamo di festeggiarne altri 40, ma no, altri 150, insomma tanti. Auguri a Radio Aldebaran, ormai dal 91 che io sono qua dentro e sono molto contenta. C'è stato sempre un turnover anche di persone che via via sono arrivate da noi, hanno anche volato molto più in alto, no? Si sono trasferite anche in altre radio genovesi ad esempio, quindi è anche un onore per la radio essere stata una scuola anche per tante persone. E per me è bello continuare ad esserci e fare diciamo così, aiutare le persone a passare magari in sottofondo musicale meglio le proprie mattinate. Quindi auguri a Radio Aldebaran. Una voce nata in radio. Ciao, grazie, c'è un caos tremendo. Io abitavo qua vicino, hai capito? E guardavo
quando eravamo in chiesa, quelle finestre che sono state indicate, perché direttamente da quella finestra, lato esterno, si vedeva dove abitavo io. Ho visto le nuove e vecchie generazioni, però possiamo dire che noi siamo stati i primi come tutte le cose, è vero? Voi Cosa diciamo a Radio Aldebaran? Guarda, la radio, diciamo buona fortuna, visto che è una stella, è la stella più luminosa della costellazione del Toro, visto che noi abbiamo iniziato per gioco, che eravamo in pochissimi, adesso è diventata quasi una legione, hai capito? Ce l'hai presente le legioni romane? Tra giornalisti, telecamere, perché ormai è diventato un mondo di social. Quindi anch'io mi devo adattare, devo dirgli solo: sei grande, Aldebaran, continua così, continua ad entrare nelle case come hai sempre fatto, l'unica cosa, rimani molto semplice, va bene? Alberto, cosa diciamo in questa giornata di festa? Emozionante dal discorso di Salvo alla messa, adesso rivedere tanti amici, è piacevole, bello. Io ho vissuto qua dai 15-16 anni fino ai 25-30, ma sono sempre rimasto legato alla radio e quindi tante emozioni, tanti ricordi, tante emozioni e poi io sono sempre rimasto legato alla musica, continuo a fare serate, anche con Luca Mantovani che forse avete visto prima, continuiamo a fare delle cose, quindi tanti, chi canta, chi è ancora legato alla radio, chi fa altre cose, però sempre legato alla musica. E dobbiamo ringraziare tutti, Padre Lorenzo, Salvo e la radio. Si impara a fare di tutto, è stata veramente una grande scuola di vita per noi, una scuola che ci ha aperto tante possibilità nella vita. Un bel gruppo di persone, di amici che continuano a essere amici dopo tanti anni, per cui vuol dire che abbiamo seminato e hanno seminato bene. Cosa diciamo a Radio Aldebaran? Che i primi 40 anni sono andati bene, adesso aspettiamo di vedere i prossimi. I prossimi 40 sicuramente con noi ancora qui. Ovviamente non si liberano di noi. Allora appuntamento fra 40 anni. Assolutamente sì, è fra 40, anche prima magari festeggiamo anche i 50. Auguri di bellissimi 40 anni, speriamo che ce ne siano altri 40, anzi anche di più, grazie. Marco Gotelli, quali auguri? Intanto è un piacevole caso che mi trovo insieme al mio amico Pier Curci, che davvero per tanti anni abbiamo condiviso insieme il microfono, le emozioni anche dell'inizio, quindi insomma ci siamo divertiti un casino. Non posso che fare gli auguri a Radio Aldebaran, a Padre Lorenzo, a Salvo, ci siamo divertiti tanto ma continuiamo ancora a divertirci, grazie. Allora buon compleanno. Buon compleanno. Grazie. Marco, viva il liscio. Sì, viva il liscio, che è un programma che, a parte che io ho cominciato, vi ricordate, mandami un disco in senese che era un po' il cavallo di battaglia. Il cavallo di battaglia e poi facevo lunedì dalle 13 alle 14, poi mercoledì dalle 14, poi lì c'era l'Adriana e poi l'Adriana ha lasciato perdere, ho preso anche il venerdì 13-14 e liscio. E poi è diventato il programma principale. Allora fai che poi auguri a Radio Aldebaran. Tanti auguri a Radio Aldebaran, siamo sempre in mezzo, siamo sulla cresta dell'onda. Marco, qua abbiamo l'informazione di Radio Aldebaran. Sì, una parte dell'informazione, ho anche valenti colleghi Simone Rosellini, Joel Roberto Cappelli e Elisa Folli. Comunque sì, tutti i giorni curiamo l'informazione locale con 6 edizioni in notiziario via radio e con l'aggiornamento in tempo reale o quasi reale del sito internet, esattamente. È stata arricchita da una voce nuova di Elisa ultimamente a Radio Aldebaran. Elisa Folli è l'ultima arrivata in redazione da poco più di un anno, ha preso il posto di Francesca Vulpani che anche lei per tanti anni ha curato l'informazione locale per la nostra emittente, ora nuova avventura per lei, e Elisa Folli che sicuramente arricchisce la nostra redazione, una giornalista di grande esperienza. Cerchiamo di fare sempre tutto su questa radio, quindi informazione, magari il mattino presto, poi ancora il pomeriggio, poi intrattenimento con chi è passato già prima e ci ha lasciato un po' di esperienze.
Sì, io sono uno degli anziani, devo dire Radio Aldebaran è stata veramente una palestra per molti ragazzi, è stato, come diceva Salvo, veramente un contributo notevole per la nostra crescita sia professionale che di vita, quindi non posso che fare i migliori auguri per altri 40 anni così. Cosa ti ricordi, cosa in questi tuoi anni passati a Radio Aldebaran con piacere? Ma ho conosciuto veramente molte persone eccezionali, devo dire non faccio nomi perché sarebbe brutto escludere, ma dimenticarsi di qualcuno, però veramente tantissime persone, e un grande ringraziamento lo devo a Padre Lorenzo perché è riuscito con questa sua formula a tenere insieme un gruppo di ragazzi e a farli crescere, magari anche a salutarli per altri percorsi professionali, però è stato veramente un grande Padre Lorenzo. Salutiamo Padre Lorenzo. Simone, eccoci. Anche i tuoi bambini stanno crescendo nell'informazione? Sì, e devo dire che la radio la ascolta, no? È ancora un mezzo che sta in casa, che sta in macchina, per cui che ancora riesce, anche con tutta l'evoluzione che c'è stata nei media, a essere presente nelle famiglie, nella vita delle persone, sì. Anche il tuo impegno sia sulle pagine come Penna del Secolo e radio, riesci a conciliare? C'è qualche differenza oppure insomma è arricchimento reciproco? È sicuramente arricchimento reciproco. Sono mezzi espressivi diversi, ciascuno con le proprie caratteristiche, però penso che comunque anche si dice la multimedialità sia un momento, quello attuale, che richiede un po' di intercrossare, come si dice, tra diverse espressività. Due parole di augurio a Radio Aldebaran. Un fortissimo augurio per i secondi e i terzi e i quarti 40 anni di Radio Aldebaran. Ultima arrivata, però hanno detto una presenza bella in redazione. Sì, assolutamente. Regalo più bello non poteva arrivarmi in quest'ultimo periodo, sono felicissima. Ringrazio Salvo, tanti auguri a Radio Aldebaran, anche a Padre Lorenzo, una realtà splendida che è cresciuta. Io ho trovato una seconda famiglia professionalmente parlando, ho ritrovato amici e colleghi del passato e nuovi amici e nuovi colleghi, quindi sono molto felice e ora sto iniziando a capire cosa significa fare radio e perché è così affascinante, confermo. Grazie. Ti diverti lo stesso? Mi diverto moltissimo, mi piace tanto, è stimolante, ho imparato un sacco di cose nuove anche sul fronte tecnico e quindi andiamo avanti così, metterò tutto l'impegno possibile. Grazie. Salvo, una bellissima giornata, tanti amici, c'è stato veramente la storia che abbiamo visto qua questa mattina. Sì, un po' la storia di questi 40 anni, abbiamo visto tanti volti conosciuti, a partire dal vostro direttore Don Fausto che era un nostro speaker della prima ora e poi tutti i nostri speaker, i giornalisti, gli addetti allo sport, gli amici, perché abbiamo avuto molti amici vicini e poi voi, mia mamma che mi ha sopportato in questi anni perché io ero spesso fuori casa, ero sempre più dai frati che a casa. Allora Salvo, poi così la lasciamo andare perché ha fretta. Cosa diciamo in questa giornata? Quale sentimento? Un sentimento, un'emozione grandissima. Volevo che ci fosse stato anche mio marito insieme. Così. Lo ricordiamo. Mi dica un po', ma in tutti questi anni che Salvo si è impegnato in radio, lei l'ha sostenuto, cosa pensava? Sempre. L'ho sostenuto sempre. Poi riusciva anche a seguirlo perché con la radio acceso? Un pochino sì, dipende, perché io sono tanti impegni, faccio alla cattedrale, al museo, faccio tante cose. Allora facciamo gli auguri in diretta a Radio Aldebaran e anche a Salvo. Tanti auguroni a Radio Aldebaran e a mio figliolo. Adesso aspettiamo i 50 però. Speriamo, io non ci arrivo sicuro. No, ci vediamo qua per il 50°. Salvo, molto bella anche questo abbinamento col coro Antares e Radio Aldebaran, proprio nati in questi luoghi. Siamo ritornati alle radici, anche ogni tanto è giusto anche ricordarsi, come diceva
mi sembra Padre Lorenzo. Sì, perché nascono due storie straordinarie, il coro Antares e Radio Aldebaran. Io mi ricordo che ai tempi scrivacchiavo delle storielle, no? E dicevo, nelle canne del coro, dei frati, dell'organo, sta nascendo qualcosa di particolare. Nascevano due storie, la storia di Antares e la storia di Aldebaran, che tra l'altro sono due dei cavalli di Ben-Hur. E allora abbiamo così voluto fare questa giornata, grazie a Padre Lorenzo, per essere di nuovo compattati e per avere di nuovo un'iniezione di fiducia e di entusiasmo per andare avanti. Questo è il significato. Non è facile, dicevi, sono passati tantissimi giovani, è anche bello che qualcuno poi ha iniziato qua e ha avuto una strada lavorativa anche. Sì, molti hanno trovato la loro strada, c'è chi fa lo speaker a livello professionistico, chi fa il giornalista e chi ha trovato nel campo della comunicazione delle collocazioni importanti, e questo io penso lo ricorderanno sempre grazie alla palestra fatta qui a Radio Aldebaran. Cosa ti ricordi? Com'è nato la radio, se puoi andare indietro di 40 anni? Sì, l'idea nasce nel 78, grazie a Padre Lorenzo che ci chiede appunto cosa vogliamo fare, e lui era appena arrivato e noi chiedemmo di fare la radio perché in quel momento le radio stavano nascendo e io avevo una gran voglia di scoprire questo mondo. Insieme a me Gigi, Vito, Lella, Luca Mantovani, Marco Garibaldi ci ha dato questa fiducia, siamo partiti come dicevamo prima per gioco, piano piano poi l'avventura è diventata più importante e a quel punto lì è partita l'azienda e la storia. Ecco, tra l'altro salutiamo anche il cameraman Francesco che è sempre stato un tuo amico di avventura. Sì, è un uomo ombra lui, però è importantissimo. Quindi mi ha accompagnato in questi 40 anni, vivendo con me le vicende belle, meno belle, però è sempre vicino ma sempre nell'ombra. Prezioso, preziosissimo. Oggi hai radunato veramente tanti amici, mi sembra che insomma c'è la rappresentatività di tantissime persone di questi 40 anni. Sì, ci sono tutti, c'è Gilo Frizione che è con noi da sempre, socio, fondatore della radio, ma lui ha grandi storie alle spalle. Corallo. Poi c'è Don Fausto che come speaker era un po' birichino, ma Padre Lorenzo lo va che stiamo assieme. Non so se ti ha rincorso anche oggi, Padre Lorenzo, ti ha rincorso anche oggi, Padre Lorenzo. Allora facciamo un saluto, tra l'altro al di là che adesso sei direttore di Telepace, hai proprio lavorato, comunque hai vissuto proprio in concreto la vita della radio. Beh, con Salvo, quanti anni sono? 40? 40 anni fa c'era un'amicizia così che qua in radio è cresciuta anche perché era un gruppo di ragazzi che si trovava. E io ho fatto due cose qua al Aldebaran, uno lo speaker, il DJ, e l'altro invece il tecnico, perché c'è stato il passaggio dei primi anni della radio quando si sono messi i ripetitori un pochino più robusti e i collegamenti di migliore qualità. Insieme a Prandi avevamo collaborato per mettere insieme i primi trasmettitori da kilowatt, mi pare, quindi la radio che era ascoltata, e poi facevo 2 volte alla settimana il programma di musica italiana con Alberto. Io so che nell'ufficio tuo giù per terra hai dei dischi, ecco, credo che siano quelli che manovravi da queste parti. Sì, perché allora si veniva col vinile e siccome in radio non c'erano tutti i dischi che mettevo, perché erano un po' borderline alcuni, allora li portavo, li compravo, li portavo. E venivo con la borsa, col sacchetto, con i dischi che avevo trovato. Allora si andavano a comprare da quei pochi negozi che li vendevano, oppure quando andavo in giro riuscivo a trovare qualcosa di originale, e poi si veniva con la scaletta e si metteva in onda la musica che diventava per molti l'occasione per poterla registrare. Allora c'erano non c'era la condivisione come adesso, quindi ti chiedevano un brano, poterlo mettere, poi le cassette, le registrazioni, così. Altri tempi. Luigi, cosa diciamo? Tanti auguri a questa grande radio Aldebaran di cui mi onoro di essere socio, e quando ero vicepresidente del Corallo, realtà a livello nazionale a cui Radio Aldebaran ha dato una grossa mano fra i soci fondatori,
Mi ricordo abbiamo portato la prima parabola in cima al campanile per Radio Aldebaran, grazie anche al Corallo. Quindi auguri Radio Aldebaran. Bene, allora anche Telepalce fa gli auguri, prendiamo il ruolo da direttore di Telepalce, Don Fausto, agli auguri penso più cari possibili a Radio Aldebaran. Sì, con lo spirito che è lo stesso e con la ricchezza di avere una voce diversa che è quella di una radio commerciale e comunitaria. Credo che in questo ci sia sempre stata collaborazione e stima reciproca e credo che questa sia la strada, poiché come ci siamo già detti è fondata su un'amicizia e che fa crescere un'amicizia, che porta una volontà di essere nel mondo della comunicazione comunicanti e anche fraterni. E grazie a Padre Lorenzo che adesso lo vediamo così il panorama radiotelevisivo e radiofonico e televisivo, ma allora veramente ci voleva il coraggio e l'entusiasmo di coinvolgere tanti giovani. Padre Lorenzo oggi credo che abbia insieme ai 40 anni della radio, i 50 anni del suo sacerdozio e i 30 del coro, di che ringraziare il Signore e noi ringraziare il Signore di lui. Bene, allora ci salutiamo, ci diamo appuntamento al 50°, Salvo. Tra l'altro devo dire questo, che la redazione sportiva di Telepace, soprattutto personalmente, deve anche sempre ringraziare per i 10 anni di collaborazione per Domenica Sport Giulio, con la bella trasmissione che fate. Viene in mente di citare Michele Merello. Sì, giusto, ci siamo mossi in questa direzione e la direzione nostra, come la vostra, è quella di arrivare nelle case della gente. Lo sport, il calcio, portato in casa la domenica pomeriggio, magari a persone che sono all'ospedale, che sono anziane e che rivivono con noi e con voi quelle emozioni che il campo di calcio non gli può più regalare. Quindi lunga vita a Teleradio Pace, 29 anni, quindi 30 il prossimo anno, lunga vita a Radio Aldebaran ai 40 anni e ancora un bacio a tutti. Radio Aldebaran.